Assolutamente la grande preoccupazione per un mondo in guerra, 60 focolai di guerra nel mondo, quindi non solo Ucraina, non solo Medio Oriente, due grandi problemi, l'Iran, ma in generale 60 focolai di guerra nel mondo. L'Italia esporta 7 miliardi e 700 milioni di controvalore in vini, il Veneto il 38% di questi 7 miliardi e 7, ovvero 2 miliardi e 9, e per questo motivo la preoccupazione è grande, soprattutto con la guerra in Iran, dove ovviamente la ricaduta negativa la si percepisce già con molti container bloccati allo stretto di Hormuz. Ecco, ha raccolto proprio testimonianze di produttori che dicono abbiamo merce ferma. Beh, noi abbiamo produttori, esportando noi 2 miliardi e 900 milioni di euro già come Veneto, ma l'Italia ne esporta 7 miliardi e 7, abbiamo un sacco di produttori che comunque denunciano di avere questa difficoltà, soprattutto per mercati che erano promettenti, che sono promettenti, come il mercato asiatico, il Medio Oriente e l'Africa, dove Hormuz comunque pesa. E il fatto di avere container bloccati sicuramente pesa moltissimo. Deve muoversi l'Europa. L'Europa deve muoversi, deve avere una dimensione e non una sudditanza con le grandi altre potenze, deve assolutamente prendere in mano la situazione e fare in modo che questo processo di pace ci porti sempre più a parlare di pace e non più di guerra.